Il teatro Mario del Monaco torna definitivamente nella piena disponibilità del comune di Treviso. Fondazione Cassamarca e l'amministrazione municipale hanno sottoscritto l'accordo formale per rescindere la convenzione siglata nel 2000 e con scadenza naturale nel 2030 che assegnava la gestione della struttura a Caspineda. Fondazione dunque restituisce un teatro che sotto il suo controllo è stato restaurato e riportato in piena attività dopo gli anni bui della chiusura, ma che ormai non riusciva più a mantenere a causa delle sue difficoltà finanziarie. Questa convenzione comporta che il teatro comunale, che è sempre stato aperto alla collettività, continuerà a esserlo. La sua gestione concreta, anziché risultare nelle mani di una società strumentale di fondazione, passa al comune e il comune ne provvederà unitamente, secondo le nostre previsioni, a Teatro Stabile del Veneto. D'ora in avanti il Del Monaco farà parte del circuito del Teatro Stabile del Veneto, unendosi così alle città di Venezia e di Padova con i rispettivi teatri Goldoni e Verdi. All'ingresso del comune nella compagine manca solo l'ultimo passaggio, l'assenso degli altri soci, ma questo appare del tutto scontato. Il teatro continuerà a essere un fulcro culturale della nostra città, quindi una grande soddisfazione. Devo ringraziare ovviamente Fondazione Cassamarca che 20 anni fa ha deciso di investire tantissimi soldi per riconsegnarci oggi un gioiello riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Devo ringraziare il governatore Luca Zaia e la Regione Veneto perché ci sono fin da subito affiancati attraverso il Teatro Stabile a questo nuovo percorso di vita del nostro teatro, e quindi grande soddisfazione. Il teatro continuerà a produrre cultura, i dipendenti continueranno a lavorare e credo che questa sia la soluzione ideale che la città si aspettava. La nuova gestione, assicurano i promotori, garantirà vari vantaggi. In primis, il teatro rimarrà aperto, ricorda Giampiero Beltotto, presidente dello Stabile, ma soprattutto un rinnovato, ricco cartellone di spettacoli e produzioni. Portiamo da 70 a 80 spettacoli di prosa, portiamo 8 serate di lirica, portiamo la musica. Mi sembra che sia un cartellone piuttosto ricco su cui non fare neanche polemiche, bisogna solo comprare i biglietti. Questa patreve dei palcoscenici può rappresentare il nucleo di un nuovo ente teatrale esteso a tutto il Veneto? L'assessore regionale alla cultura, Cristiano Corazzari, guarda al futuro. Il Teatro Stabile del Veneto era già una realtà di livello regionale che prevedeva la partecipazione come soci di Padova con il Teatro Verdi, di Venezia col Teatro Goldoni, c'è stata anche Verona, e oggi c'è la possibilità di vedere confluire la realtà di Treviso, uno dei teatri della tradizione, quindi per noi un aspetto anche strategico nell'ottica di quelle costruzioni di reti di sinergie per fare più forte la cultura del Veneto. Il Consiglio di indirizzo di Fondazione Cassamarca ha anche approvato il bilancio 2018 proposto dal CDA. Il consuntivo si chiude con un rosso record di 78 milioni, ma come ribadisce ancora il presidente Garofalo, molte delle perdite sono virtuali, dovute a svalutazioni, oltre all'ammortamento derivante dalla rinuncia alla stessa convenzione per il teatro comunale.